I vecchi, i veterani sgomitano, provano a farsi largo, ma il sindaco Firetto frena. Così per la composizione dell'ufficio di presidenza e bagarre all'interno del cartello di maggioranza. Affiorano le prime tensioni, i primi malumori in attesa della seduta di insediamento. Tra i consiglieri comunali uscenti e confermati dall'esito delle urne decisi ad occupare la poltrona più alta di Aula Sollano ci sono Marco Vullo, Gerlando Gibilaro e Nino Amato. Quest'ultimo rischia però di uscire subito di scena alla primissima scrematura per via della sua appartenenza alla compagine riconducibile al sindaco, i cui tasselli di riferimento li ha già occupati. Firetto ha infatti piazzato in giunta due suoi fedelissimi, Beniamino Biondi ed Elisa Virone, a cui è andata anche la delega, seppure itinerante, di vice sindaco. Gli alleati reclamano e allora in poll c'è il Nuovo Centrodestra, il partito di maggioranza relativa. Qui non nasconde le sue intenzioni l'ex assessore comunale Gerlando Gibilaro, classificatosi in testa alla lista di Alfano, ma la sua possibile elezione a presidente sarebbe ostacolata dal veto posto dal capo dell'amministrazione di Palazzo dei Giganti, il quale sia nell'esecutivo che in consiglio ha dettato la linea della discontinuità rispetto alla precedente esperienza amministrativa sulla quale pesa il bollo Gettonopoli. Stesso discorso vale per il capogruppo uscente del PD, tornato a furor di popolo dentro Aula Sollano. Poi c'è il gruppo Uniti per la Città che fa riferimento a Roberto Di Mauro, che potrebbe dire la sua. È palpabile insomma il disagio che si respira tra i consiglieri comunali confermati. Qualcuno, avvertendo attorno a sé uno scarso gradimento, starebbe addirittura lavorando su un asse trasversale per coinvolgere le opposizioni. Ma una parola chiara e definitiva sulla scelta del presidente sarà messa nelle prossime ore, quando si occuperà direttamente della questione il leader del Nuovo Centrodestra, Angelino Alfano, il quale o dovrà forzare la mano e accontentare la volontà di Gibilaro o assecondare la linea di Firetto, collocando così alla guida della seconda istituzione di Palazzo dei Giganti Daniela Catalano. Si ragiona pure sulle altre cariche. Per la prima vicepresidenza, quella da assegnare alla maggioranza, spunta il nome di Angela Galvano del Partito Democratico, la cui poltrona in aula è ben solida anche nel caso in cui il ricorso annunciato da Sicilia Democratica dovesse essere accolto. Infine, fronte minoranza. La seconda vicepresidenza dovrebbe andare a Gianluca Urso, eletto nelle file di Forza Silvio. Il capogruppo sarà Giovanni Civiltà.